Chiara De Bortoli, capitano del Service Med di Moco Volley San Donà, campione regionale Under 16 femminile. Chiara, vediamo la coppa, che emozioni provi in questo momento? Un'emozione grandissima, anche perché con questa squadra l'anno scorso avevamo perso in finale regionale ed è stata un'esperienza bellissima vincere quest'anno, perché ci serviva proprio una rivincita come queste. Onore comunque all'avversario che abbiamo vinto 3-2, quindi è stata una finale molto emozionante. È stato bravissimo anche loro, però siamo contenti del lavoro fatto in palestra perché è stato molto intenso. Da fuori è sembrata una gara pazza, 3-2 dopo 2 ore e mezza quasi di gioco. Da dentro come l'avete vissuta? Da dentro era una tensione indescrivibile, perché siamo entrate al primo set, che eravamo tesissime, poi però ci siamo sciolte ed è stata... alla fine abbiamo vinto. Secondo me chi lo voleva di più vinceva questa finale, quindi è stato bellissimo. Ma nel momento in cui è caduto l'ultimo pallone cosa hai pensato? Ho pensato, cavoli, abbiamo vinto questa finale, finalmente, dopo l'anno scorso. 365 giorni per vincere un'altra e ce l'abbiamo fatta. E adesso le finali nazionali? Queste finali nazionali a Chioggia faremo del nostro meglio, sappiamo che sono squadre fortissime, però non ci tiriamo indietro e continuiamo ad andare avanti col sorriso. E le voci fuori camera erano quelle di tutta la squadra del San Donà. Brave ragazze!